Visto che il discorso dell'allenatore l'abbiamo un po' anticipato nel video di ieri, perché Sarri è molto meno sicuro di quello che ci dicevano 3 giorni fa, per un paio di motivi, non è detto solo per quello che si dice. Secondo me vi diciamo, stiamo facendo un'analisi della grigliata, una braciata, sì, perché sto vedendo che alcuni dicono manca quello, manca quell'altro, dov'è De Bruyne, non ci sta, quell'altro, i traditori. Cominciamo. Se vogliamo giocare, giochiamo. Se dobbiamo ballare, balliamo. The Last Dance l'ho postata sul Calcio Fluido con un'analisi di un po' tutte le partite, perché domani si gioca già e quindi mettete le vostre formazioni. Mentre noi che ci interessiamo solo del Napoli parliamo di carne, parliamo di braciate. Ci prendiamo uno scavetto, poi lasciate un like. Perché molti nuovi iscritti, benvenuti, vi sto leggendo tutti i vostri commenti. Siete stati commoventi in questi 2 o 3 giorni, veramente non so come ringraziarvi, perché manca a me, mi faceva piacere di andare. Però quelle 2 o 3 domande che poi non hanno avuto risposta, per esempio la domanda cruciale, a me mi interessa pure di meno, sei tu o non sei tu, ma l'altra domanda a cui non ho avuto risposta è chi sono gli altri giocatori, perché il nome di Meret è stato fatto, ma gli altri giocatori è stato un po' confuso. Corona ha messo tutta una serie di nomi in mezzo, anche improponibili, mentre Luca Cerchione ha detto in quella trasmissione che ne erano 4, poi ha detto 5, non ci è dato sapere chi sono i nomi e noi vorremmo saperlo, perché se poi dobbiamo valutare chi nello spogliatoio non è convinto di fare le cose, venite con me un attimo con uno scavetto. Allora, credo che Calcio Napoli 24 sia stata la testata che ne ha raccolte di più, ne ho viste varie in giro, ho fatto lo zoom per capire quanti giocatori riuscivo a individuare. Voi datemi una mano nei commenti, perché alcuni può essere pure che non si vedono bene, poi non è detto che magari uno stava in disparte, non è uscito nelle foto, come facciamo a saperlo? Però intanto possiamo dare la certezza di Alisson. Alle sue spalle credo sia il panettoncino di Di Lorenzo, anche perché in un'altra foto si vede con maglia scura. Prima di tutto Contini, buon compleanno, se ne dice un gran bene, nel frattempo si è fatto vecchio, buon compleanno Nikita Contini, chissà se magari avrà anche un po' di minuti e disposizioni. Io credo che la ciliegina, al di là di queste che sono strawberry, non lo so, la fragolina, la ciliegina sul campionato secondo me la dobbiamo mettere, però Contini potrebbe fare questo è Buongiorno, questo è Conte, poi si vede capigliatura Vergara, in giallo c'è Juan Jesus, in primo piano Giovane, poi Olivera, vedo Elmas, alle spalle di Elmas dovrebbe essere Rachmani, un altro che doveva essere quelle là che non sopportava. Andiamo per ordine, proprio li troviamo tutti. Questo è sempre Giovane, che è più alto di quello che uno può pensare. Giovane, questo non è Di Lorenzo, questo è uno che sta facendo le carni, eccetera eccetera. Di spalle Højlund, lo possiamo riconoscere, questo è Juan Jesus, e l'hanno fatto notare in tanti, non posso perdermelo, il corniciello azzurro di Scott McTominay. Questo potrebbe essere anche Starace in questo angolo. Di nuovo Alisson, Juan Jesus, Giovanni, Olivera, ancora Scott. Questo dovrebbe essere l'orecchio di Politano e da qui non ne individuo altri. Qui si vede Savic, si vede Milinkovic Savic. Aspetta, sta qua ringrazio il gruppo Telegram, perché ho detto non si vede Meret ma non si vede neanche Savic, quindi non significa niente. No, Savic c'è. Questo è o Mazzocchi o De Bruyne, perché oramai sono diventati uguali. Dopo vi faccio vedere un'altra foto. Armiamoci, perché ci sarà da combattere. Abbiamo ancora Scott, qua si vede Politano, Olivera, Højlund, Vergara. In quest'altra foto vediamo Buongiorno, questa l'abbiamo vista già. In quest'altra, questo è il dottor Canonico con altri collaboratori, sempre Scott, sempre Vergara. Non riesco a individuare se questo è un calciatore. Ma un altro di quelli che sicuramente doveva odiare Conte, eccetera eccetera. A proposito di odio vi devo dire un'altra cosa, rimanete tuned. Buongiorno. In quest'ultima foto si vede bene Rachmani. Questo potrebbe essere Spinazzola, perché Spinazzola neanche l'ho visto, come non vedo Gutierrez per esempio. Questo è il capitano. Questo potrebbe essere Gilmour, potrebbe. Qua si può ancora vedere altri dettagli, per esempio Manna, diciamo il più grande possibile. Questo è Manna, qui io riconosco Canonico, questo è Scott, questo è KDB, lo vedete bene, accanto a lui dovrebbe essere il fratello di Conte, che poi
fratello playboy, come dice Corò. E vedete Mazzocchi come oramai con la capa un po' così, sono uguali a De Bruyne. Questo dovrebbe essere Politano di spalle, che si vede anche un po' il tatuaggio. Buongiorno, questo credo sia Lobotka, e qui vediamo Di Lorenzo in questo momento di spalle. In lontananza vediamo sempre Alisson, qui vedete Olivera, insomma io li conto quasi tutti, ma non tutti, e non vorrei che sia che questo diventasse una notizia, perché sto leggendo mancano proprio, non è vero, mancano alcuni che non sono stati citati proprio, ci sono altri che invece dovevano essere parte, perché Juan Jesus ha piede invertito per tutto il campionato, lo odia. Passiamo al fatto lo odio, perché vi volevo far vedere questa cosa sfiziosa. Voi potete lasciare sempre un like. Mi era capitata di leggere queste dichiarazioni di Jonathan Rowe. Gli animi si sono scaldati, parlava della lite con Rabiot e parla di De Zerbi, allenamenti durissimi, sveglia alle 4, corsa nei boschi. Ma come? Il giochista, quello che si gioca solo il pallone, non fa roba fisica, chiamiamo De Zerbi, via Conte, perché la corsa nei boschi, sveglia alle 4, allenamenti durissimi, eccetera eccetera. E dai, ma c'è di più, oltre alle gambe c'è di più, perché Calafiori ci fa sapere: ascolto Arteta, a volte è difficile, a volte lo odio, a volte gli voglio bene. Numero uno, devono capire una cosa da fuori, che tu l'allenatore a prescindere lo odi, perché lì dentro ne giocano 11 e gli altri rimangono fuori, quindi non troverai mai una squadra contenta, neanche se sei al primo posto. Se sei al primo posto tu fai finta di essere felice, ma rosichi, perché se sei un giocatore, se no non ci arrivi in Serie A se non rosicassi. Quindi già partiamo da questo presupposto. In più Conte sicuramente è un allenatore che ti porta ad odiarlo, ma è un odio sempre in maniera giusta, perché lui a livello mentale ti va a consumare, e probabilmente i giocatori si sono lamentati più per una cosa, per un fatto, che è quello del non sapere magari i giorni liberi, quando sei libero, quando non sei libero, alleni, a che ora. E questo sposta un po' i nervi, ma qualsiasi giocatore è lamentoso, quindi non andate a pensare altre cose, perché se parlate con quelli del Torino trovate metà squadra che si lamenta perché non gioca. Nel racconto disperato di quelli che stanno cercando di giustificare il fatto, o trovare un sollievo nell'allontanamento di Conte, nell'addio di Conte, perché poi questa bracciata, qualcuno ha scritto offerta da Conte, però non ci sono stati discorsi particolari, hanno unito probabilmente il compleanno di Contini con la concomitanza, insomma, dell'ultima partita che si sta avvicinando. È un po' il segreto di Pulcinella, insomma, che adesso ci stiamo salutando, perché Conte pare stia salutando tutti i vari ristoratori. Conte se l'è vissuta la città senza alcun problema, non è rimasto chiuso nello sgabuzzino di Castelvolturno, anche perché ce l'ha detto, è l'unico momento in cui non pensa al calcio quando mangia, è l'unico momento che ha. Però una volta appurato che il preparatore atletico vince anche il premio come miglior preparatore dell'anno scorso, e i sistemi, i metodi sono gli stessi, una volta appurato che il Napoli sia speso, ma così come hanno speso anche le altre e così come abbiamo speso anche in passato, una volta appurato che se è vero che qualche dissidio nello spogliatoio c'era, secondo me aver mantenuto saldo le redini del gruppo è qualche cosa che non si può dare per scontato, specialmente quando non hai una società forte che mantiene tutto sotto controllo, perché lo abbiamo visto in passato, è complicato, l'ambiente Napoli è complicato, dobbiamo trovare altri modi per guardare con fiducia al futuro, e non denigrando quello che è il nostro attuale presente e che diventerà il nostro passato. Dobbiamo trovare qualcosa di meglio, e può esistere qualcosa di meglio, perché Conte non finisce il calcio con Conte, come non è finito con Spalletti, e pensare di poter andare a migliorare è difficile, perché Conte è garanzia di competitività. Questo non glielo può togliere nessuno, con tutti gli errori che può fare, perché siamo umani e possiamo sbagliare tutti. Però dobbiamo capire a chi poi ci andiamo ad affidare, perché le idee che sto leggendo in giro sono tutte diverse tra loro. Io non so
se il Napoli ha le idee confuse, sta andando a tentoni, oppure sta facendo uscire notizie, le fa filtrare per confondere le acque, per dare anche, per palpare anche un po' l'opinione pubblica, perché escono i nomi di Sarri e qualcuno si divide, qualcuno lo apprezza, qualcuno no. Poi esce il nome di Allegri e continua a rimanere in auge perché si sa che De Laurentiis lo apprezza. Si sta facendo di meno il nome di Italiano, ma secondo me è quello attualmente più plausibile. Si è fatto il nome di Mancini, un nome che a me sarebbe piaciuto molto era Simone Inzaghi, ma a quanto pare per una questione di ingaggio, per una questione di venire dall'Arabia devi concludere i tuoi contratti. La vedo difficile, se non si può arrivare a Fabregas, se Unai Emery vuole continuare a fare il suo percorso europeo bello nella Premier League, perché dovrebbe venire? Perché lo stesso Farioli dovrebbe lasciare una situazione che ha appena cominciato molto bene, lascia e viene in Italia? Dobbiamo smettere di pensare di essere il centro del mondo. Lo eravamo, non lo siamo più, quindi dobbiamo semplicemente capire se possiamo andare a migliorare o no. quello lo scopriremo mentre in corso d'opera, perché uscirà il nome, ognuno di noi avrà una propria opinione e poi vi chiederò di aspettare i verdetti del campo, di aspettare il lavoro in pre-season, di aspettare molte partite prima di dare un giudizio definitivo, perché si darà il giudizio definitivo dopo 2 pareggi. Non è buono, eccetera eccetera, e invece dobbiamo resistere anche se siamo d'Italia. Sembra quasi che sei poco. Allora, Vedovelli di Conte come eravamo, Vedovelli di Spalletti, Vedovelli di Garcia non credo proprio, anche se con l'arrivo di Mazzarri un po' Vedovello di Garcia si poteva essere, Calzona eccetera eccetera. Vedovelli di Gattuso non ce n'erano, perché poi Spalletti venne a far bene, ma lo stesso Spalletti fu attaccato dopo il primo anno. Riusciamo? No, non ci riusciremo. Non ci riusciremo, ma ci proveremo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Questo video è molto leggero, ma domani magari parliamo dell'Udinese, c'è un po' di tempo a disposizione, non vi preoccupate. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.